Oggi ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Siamo in piazza Aldomoro con il sindaco Peppe Pendolino e la giunta comunale che, guarda caso, quella di Aragona è composta quasi per intero da donne. Sindaco, anche Aragona vuole essere in prima linea contro la violenza sulle donne. Aragona, diciamo, non vuole essere, Aragona è in prima linea contro la violenza sulle donne. Questa panchina rappresenta proprio il gesto che l'amministrazione comunale assieme alle associazioni ha fatto per sostenere con forza questa giornata, una giornata mondiale importantissima. La panchina in questo luogo nasce perché è stato proprio un luogo di abuso di donne e oggi come sindaco, come amministrazione comunale gridiamo con forza no alla violenza sulle donne e un messaggio lanciamo a tutte le donne che purtroppo sono soggette ad abusi, di avere il coraggio di denunciare, perché denunciando si liberano loro e liberano anche chi osa fare violenza verso il sesso debole. Quindi oggi è una giornata importante che deve essere ripetuta e che non dobbiamo mai dimenticare, ecco, che è un segnale di grande civiltà.